Lui non ha considerato che io ho questa che è matto. È matto? Scacco matto! Mi è partito anche il cappuccio! Mamma, il matto di Boden! Giusto, si chiama il matto di Boden questo. Ed è il ritorno di Robin Hood Post Festival di Sanremo. Ciao amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video di questa serie Gioco finché non perdo. Giocherò una serie di partite 5 minuti finché non prendo una bella legnata. Vi ricordo che mancano 4 giorni alla scadenza dell'offerta sul corso completo sulla Nibzo indiana. Il corso in italiano più completo che ci sia, sono 7 ore e mezza di videocorso con linee precise, PGN da scaricare, esercizi e test di memoria finale. Una cosa pazzesca e fuori a metà prezzo, questo ancora per 4 giorni, quindi dateci dentro perché poi il prezzo, l'offerta non si ripresenterà più. Noi di Matto Scacco quello che diciamo è così, non siamo come Mastrota che è sempre l'ultimo giorno e poi non lo è mai. Allora partiamo a bomba con questa nuova puntata sperando di fare una bella partita, una bella puntata. Andiamo. 5 minuti secchi è il format, quindi è un tempo che in qualche modo un minimo riesce a fare di ragionamenti. Ottimo che partiamo col nero. Voglio provare qualche difesa un pochettino particolare, che dite? Tipo la scandinava. Scandinava, facciamo... Ok, scandinava quella lì con cavallo F6, eh? Così non... Ok, a questo punto credo che questa è la... Ok, ho già fuori due cavalli. Gli ho dato un pedone, ma ho fuori due cavalli. Penso che sia un buon compromesso. Adesso ho un buon controllo sul centro. Sono pronto per giocare alfiere G4. Chiaramente, ragazzi, che bella casa che mi hai dato. Tu mi vuoi inchiodare? Poco male se mi inchiodi. Che bello che è questo. Questo è il alfiere, mamma mia. Ragazzi, sai che sono molto felice della mia posizione? Ma sono molto... Ecco, questa ora mi scoccerebbe adesso, sinceramente. Anche se forse ho donna di 6, ma questa preventiva non la vorrei fare, ma la faccio. Adesso lui preparerà a 3, B4 tutta la vita. Appena fa a 3 arriverà a 5 immediately. Questa però non me la dovevi fare. Questa proprio non me la dovevi fare. Sono pronto a sviluppare anche la regina. Questa non me la dovevi fare. Lui ovviamente sta cercando di cambiare i pezzi, ragazzi, perché cambiando i pezzi, avendo il pedone in più, probabilmente si aggiudicherà il finale. Quindi io devo solo aspettare che lui faccia la mossa sbagliata. Arriverà sicuramente un torre di 1 per giocare contro questo pedone arretrato. Qui questo cavallo può creare qualche danno, può cercare di semplificare, però se metto torre di 1 ancora non può farla. Cavallo qui, cavallo qui. Ok, mettiamo subito torre di 1. Torre di 1 per togliergli le malsane idee di cambiare, perché lui potrebbe sempre venire a cambiare, togliergli un po' di cose. Torre di 8, sì, dicevo di 1, ma è torre di 8. Devo arroccare, devo ancora arroccare. Lui può forse... Ok, vedete come cerca i cambi a tutti i costi e vado a giocare contro questo pedone debole. Io non voglio cambiare, ora lui metterà qui un bellissimo cavallo, che è molto bello qui. È molto bello sto cavallo qui, molto bello e penso che lo dovrò cambiare. Cavallo, cavallo, cavallo. No, in realtà non può metterlo perché perde la regina. Cavallo, 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 alfiere, pedone. Mamma mia, la torre in D8, che lavorone che sta facendo. Devi giocare donna C2, ma su donna C2 forse ho regina cattura C4, perde la donna. Mamma mia, questo Robin, o meglio ancora, forse donna B4 con attacco sulla donna e attacco sul pedone, cavallo B4. Mamma mia, ragazzi, questo gambettone. Uh. La regina chiama qui. Regina chiama qui. Non so perché, ma regina chiama qui. Regina chiama qui, ma anche regina chiama qui. Regina chiama qui per mantenere la tensione lì sopra. Regina chiama qui, come la vedi? Dici che mi fa una roba come C5, non avrebbe senso farla.
Ok, attacco qui, attacco sulla regina, però questo attacco in realtà non c'è. Sì, sì, stai rompendo le borse. Su questa arriva questa. Su questa qui a 3. Buonanotte a tutti. Mi stai rompendo le balle, ma è non poco, sinceramente. Ok, non mi piace per niente questa situazione. Mi piaceva più prima. Eh, Vabbè, è Rocco è la prossima mossa che devo fare. Attenzione anche al tempo, però siamo a 3 minuti a testa. Credo di avermi perso qualcosa di importante. Credo di essermi perso qualcosa di importante. Perché mi dai questo? Se gioco cavallo subito qui, come la vedi? Cavallo subito qui, tu metti la torre. Tu metti la torre. Facciamo così. Non l'ho capita questa. Probabilmente la potevo sfruttare meglio. Cavallo subito qui, tu metti la torre qua. Devo capire adesso giochi a 3 e quindi il cavallo qui non può più andarci. Sono io che giocherò a 6 quanto prima. Gioco a 6 quanto prima, il tuo cavallo ritorna qui. A parte il tuo cavallo è un po' fuori gioco lì, quindi te lo lascio lì, sinceramente. E... Porca vacca, piacerebbe toglierti questo in realtà. Questa è la mossa che voglio fare. Toglierti quello lì. Più che questo. Voglio toglierti questo cavallo da qui. In modo tale da... Forse prima a 6 devo giocare, poi a 5. Forse sì, forse sì. Devo capire come aumentare la pressione qui sopra, raga. Io la vorrei aumentare con cavallo C5, per questo ho fatto questo piano qui di andare fino a 4. Se lui ovviamente gioca lui a 4, mi crea il buco su B4 che sta da Dio il cavallo lì. Quindi devo aumentare la pressione su questo pedone, c'è poco da fare. Quindi subito questa mossa. Ah, però poi il cavallo si mette qui sopra, sto giro. Per questo devo fare prima questa. Prima questa e poi il cavallo da qui tiene anche i suoi salti qui sopra. In realtà anche da F6 teneva i salti lì sopra. Non so che piano sto facendo. Il cavallo qui non so se è forte. Non so se è forte il cavallo qui, lo scopriremo a breve. Su questa. Facciamola intanto questa. Vediamo se perdiamo la regina o qualcosa in tutto ciò. Attenzione a questo alfiere sospeso. Ora il cavallo deve andare qui, bruttissima posizione. E questo cavallo può andare qui, giusto? O questo può andare qui, meglio ancora. Questo può andare qui, con tempo sull'alfiere. Tempo sull'alfiere e possibilità di scacco. Questo verrà qui e può andare anche in B3. Dai, dai, dai che ce la dobbiamo fare. Questa ce la dobbiamo portare a casa perché credo che sia una bellissima partita, credo. Su questa, se viene qui alfiere per... sto cavallo poi diventa un mostro. Con questa qui. Forse ho fatto la cavolata. Forse ho fatto la cavolata. No dai, te la devo giocare, poi il cavallo viene qui, dai. Cavallo, ti gioco alfiere per, è vero che ti togli sto pedone. Questo glielo piazziamo qui adesso, giusto? Fammi mantenere su questa diagonale questo alfiere, per favore. E se ti gioco subito questa? O subito questa? Che te ne pare di questa? La facciamo così prima. Forse la devo fare subito. Se la faccio subito, così... Ok, adesso la faccio, dai. Adesso la faccio. Questa, questa. Ah, aspetta che c'è...
ragazzi, non riesco a calcolare, poco tempo, non riesco a calcolare, c'è troppo poco tempo. Torre deve andare qua, c'ho questa che non è una gran mossa, questa non è una gran mossa. Però c'ho questa. Ah, mi dai la qualità. Buona scelta, buona scelta. Buona scelta. Torre. O spingi. Attenzione al tempo, ragazzi. Adesso inizia a diventare vitale. È qui che si rubano le migliori partite. Sto cavallo qui è fortissimo. Ok. Premove. Dobbiamo risparmiare tempo. Cavallo qui. Alfiere qua. Che tiene anche questo pedone. Ok. Togliamo i pezzi sospesi. Andiamo a progettare un attacco importante. Ok, togliamo questo cavallo e facciamo matto. Ah no, non c'è matto, che c'è l'alfiere. Che stupid. Che stupid, raga. Che stupid. Ah. Vabbè, prendiamoci sto pedone. Ok, andata per il tempo, probabilmente andava anche per la posizione. Alla fine avevo io un +1 di materiale. Credo che non me la sono giocata tanto bene, però devo dire che il mio avversario alla fine ha collaborato, quindi va bene così. È la prima andata. Ok, non è stata una partita spettacolare, non è stata granché, non è stata troppo didattica, ho fatto un sacco di errori, ragazzi, commentate. Qui sotto le opportunità mancate, sicuramente avrò perso delle opportunità, quindi se vedete delle mosse migliori, delle occasioni perse, eccetera, commentate. Ottimo, siamo al bianco contro un giocatore della Repubblica Ceca. Andiamo a fare il nostro adorato sistema colle, che ci permette di andare subito, velocemente in apertura, donna e 2, subito, non subitissimo. Ok, non capisco perché sta giocando in questo modo, perché adesso, signore e signori, che cosa sta succedendo qui? Che cosa sta succedendo? Un cavallo e 5. Sinceramente, quando torre 1, torre 1 forse andava fatto subito. Che forse i 5 ora. Vabbè, torre 1 lo posso fare anche dopo, no? Lui è in ritardissimo di sviluppo, quindi io posso approfittarne per attaccare il suo re. Quindi indeboliamo un pochettino il suo arrocco e poi siamo pronti anche a fare sacrifici se nel caso questi due alfieri sono troppo forti. Questa la giochiamo. Questa pure. Se riusciamo a portare il pedone in H6 arriva il solito matto sulle case scure. Ok, adesso ce la dobbiamo giocare bene perché questa va fatta. Ovviamente, ragazzi, non ho minimamente paura di questa, perché gli arriva il matto. Su cavallo di 7 per cambiare i cavalli arriva F4, il che mi permette anche la manovra dell'ascensore di torre. Questa non mi fa paura, perché l'alfiere non è coperto. Quindi al momento non mi fa paura, poi mi potrà fare parecchia paura. L'alfiere non è coperto, dovrebbe giocare un torre a 7 per coprire l'alfiere. Io potrei giocare questa, però lui dopo si rifà su quel pedone. Ecco torre a 7 per coprire l'alfiere. E andiamocene via. Andiamocene via da questi attacchi, quindi adesso ci sono possibili scoperte, ma credo che cade semplicemente quello. Adesso non può giocare questa, guardate come è veramente a corto di mosse il mio avversario, quindi devo trovare il modo per punirlo e il modo è sicuramente così. Se lui viene così, facciamola questa, devo chiuderlo così, Su gioca donna H4, seguirà torre F2. Subito questa, subito questa, ok. Donna qui. Dai, qui ti devo
Qui ti devo punire. Qui devo trovare il modo per punirti. Cosa ha catturato col pedone in F. Qui ci sono sacrifici tutta la vita. Qui ci sono sacrifici tutta la vita. Porca vacca, qui ci sono sacrifici tutta la vita. Toda la vita. Ok, giochiamo semplice. L'idea è catturare e catturare su E6. Queste manovre qui di torre sicuramente sono interessanti e le andremo a fare. Il problema è che appena tolgo la torre cade F4. Quindi se lui cattura, sì, devo catturare di donna. Devo catturare di donna. E cade matematicamente questo pedone, cade anche questo in realtà. Cade un po' di roba adesso. Allora, iniziamo a catturare qui. Poi catturiamo qui. O catturo subito qua. Catturo subito qua. Tu mi catturi qui. Catturo subito qua. Tu mi catturi qui e io catturo qua. Vai, secondo me credo che questa sia buona. Adesso c'è un doppio attacco qui, no? Quindi non può... Ok, bene, catturo qui. E adesso addirittura ho alfiere C4, che secondo me è ancora più forte. Ok, non ce l'ho più alfiere C4, però c'ho questa, che forse è ancora meglio. E poi c'ho D5. Che partitone che sta uscendo fuori, raga. Che partitone che sta uscendo fuori. Questa diagonale è potentissima. Questa diagonale che c'è lui è potentissima. Ora non mi piace per nulla la diagonale in cui si trova il mio alfiere. È una diagonale... che contrattacco. Che contrattacco questa. Che contrattacchino, mica male. Mica male. E se ti catturo qui gratis? Madonna, mi sento un GM quando faccio queste cose. Vabbè, dai, facciamo così. Facciamo così, dai. Ora se mi catturi qui perdi la torre. Torre qui è pericolosa. Torre qui perdere la torre, gratis. Wow, wow, che non se ne accorge. Regala torri a Robin che le ruba. Che un piacere. E grande. In modo sportivo ha abbandonato. Ottimo, ottimo. Seconda partita della serie è andata. Attenzione, no, ma sempre contro di lui. No, 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 no. Annulla, annulla, raga. Per regolamento non si può giocare sempre contro lo stesso. Per regolamento. Quindi, nuova partita a 5 minuti. Che mi hanno bannato da... Nuova partita a 5 minuti. Siamo contro giocatore dei Paesi Bassi. E quindi andiamo a giocare la nostra partitina. Gambettino di donna di 4 C5. E qui quello che so io è che bisogna giocare in questo modo. Odio, odio, odio da morire questa sta roba qui. La odio da morire. Non so neanche se si gioca così, ma so solo che la odio da morire. Sta roba che non so neanche come si chiama. Odio, odio, odio profondo. Oh, adesso c'è questa forse. No, perché c'ho questa. Sto giocando completamente a caso perché non so minimamente come si gioca questa roba. Non so minimamente come si giochi questa roba. Non lo so. Su questa mi arriva lo scacco subito. Al che alfiere di 2. Non so come si gioca questa roba, raga. La Grunfeld. Posso dire che non so come si gioca. Se vado di cavallo... Dai, di pedone, dai. Adesso arriva lo scacco, donna di 2. Cambiamo le donne. Donna di 2, dai. Donna di 2 è quello giusto. Tu hai anche C5 tra l'altro. C5. E allora sai che te dico prima di C5? Tu hai anche C5 in realtà. Tu hai C5 a Rocco Corto. Tu hai C5. Tu hai sempre C5. Eccola lì. Tempo sull'alfiere. Tempo sull'alfiere. Teniamo qui, siamo pronti a mettere la torre in salvo. Questa mi sembra un ottimo modo. Tempo sull'alfiere mica tanto, Tu giochi E5 alla prossima. Giochi E5. Però se giochi E5 perdi solo gratis l'alfiere.
Quindi va bene così, va bene così. Ma in realtà sì che potevo catturare. Perché ho fatto il figo? Potevo catturare. Ho fatto il figo. Io spero di non prendere in quel posto perché potevo che avevo tre attaccanti qui. Ho messo la regina apposta. Spero di non aver fatto il figo per nulla. Spero col cuore di non prendere la Ender Geiger. Vabbè, mossa figa questa, è indubbiamente una mossa figa. Però c'è modo e modo. C'è modo e modo di fare le mosse fighe. C'è modo e modo. Per esempio, cosa posso fare? Che scoperta posso fare con sto cavallo? Posso andare in C6 andando a fare l'interferenza. Cavallo C6. L'ha vista, l'ha vista. L'ha vista. Cavallo può andare in F5. La donna deve stare a guardia di E7. La donna deve stare a guardia di E7. Non è male, eh? Qui tre attacchi qui, però non so di cosa me ne faccio. Non è male la situa, eh? La situa secondo me non è affatto male. Devo capire in che modo scoprire questo cavallo qui. Qui, donna in E6. Cavallo scacco. Troppo tempo, troppo tempo, troppo tempo. Attacco su questo intanto. In tutto ciò attacco su questo. Ok, giochiamo in questo modo. Tu vuoi cambiare le donne, è giusto. È giusto che tu voglia cambiare le donne, come è giusto che io non le voglia cambiare. Quindi se ti allontani, ti rompo un po' le scatole. Forse se cambiamo le donne non so come andrà a finire, però mi sento di avere un minimo di dinamicità in più. Forse me ne pentirò di essere stato così avventuroso, però dai, penso di essere messo bene. Tutto sommato penso di essere messo bene. Ok, ottimo che ti sei chiuso l'alfiere. Io ho sempre grande stima per coloro che si chiudono gli alfieri. Cavallo. Cavallo, torre, arca vacca. Corca vacca, quanto mi stai sulle balle, oh. Troppo poco tempo. Torre. Troppo poco tempo, troppo poco tempo, troppo poco tempo. Vabbè, dai, devo andare da qualche parte. Da qualche parte devo metterlo. Non ho tempo per ragionare. Non ho tempo per ragionare. Occhio che c'è il contatto qui sopra. Adesso arriva torre. Però su torre potrei dare la donna. Adesso mi tocca giocare da gemme se do la donna. Se non do la donna, vengo qua. Che Dubols, che Dubols. Questo ora si ottimizza. Attenzione, se mi gioca questa, però io so torre per. E vinco la partita. Ok. E se porto questa su? Che te ne pare? Così, chiedo per un amico. Che te ne pare? A me pare molto bene. A me pare molto bene, sinceramente. Se copri qui, perdi l'alfiere. Se togli l'alfiere, perdi F7, poi perdi G7, poi perdi H6. Grande Robin. Che cosa ha visto il buon Robin? Che cosa ha visto il buon Robin? Non ho voluto cambiare la donna per le due torri perché i GM fanno ste mosse. Quelli come me, meglio che non le facciano. Ok? Ok, pezzo gratis. Pezzo gratis. Va bene così. Il pezzo gratis non si rifiuta mai. Il pezzo gratis non si rifiuta mai. Ok, attenzione ora a non perdere per il tempo. Lui ovviamente gioca su quello. Donna di 5 chiedendo il cambio delle donne. Attenzione a questa torre che è sospesa. Quindi tipo donna 5 attacca qui sulla torre sospesa. Ok, chiediamo il cambio di donne. Assolutamente il cambio di donne. Questo cavallo qui è totalmente inutile. Totalmente inutile qui. Giochiamo questa. Questa è rischiosa perché arriva donna 5 e questa. Ok, cambio di donne tutta la vita e perdi anche la torre. Anzi, scusa, così.
così è meglio. C'ho un vantaggio di più 7, che dici? Dici che può bastare? Non so perché continuo a giocare l'infame. Ok, spingi questa. Ok, dimmi che non mi prendo qualche doppio, qualcosa di strano. Ok, dimmi che non mi prendo qualcosa di strano. Dimmi che il tempo... Ok, cambio. Va bene così. 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 Che spina nel culo che sei. A me piacciono i giocatori così in realtà. Bene. Bene. Ok, direi che questa è facilmente vinta. Adesso smatto la scaletta. E 1, e 2, e 3. Nakamura lo chiamavano, Nakamura. Mamma mia, questa partita qui è stata molto bella, secondo me. È stata molto bella perché è stata... ci sono state cose strane. Poi che qui arriviamo a 2000, raga. Qui arriviamo a 2000 come se nulla fosse. Mamma mia. Che due palle, il doppio fianchetto l'odio. Doppio fianchetto l'odio, ok? Posso odiare il doppio fianchetto? Sai che ti fianchetto anch'io? Vai, bravissimo, proprio quello che dovevi fare. Doppio fianchetto, ma chi è che li ha inventati? Il doppio fianchetto. Ma non si può mica giocare col doppio fianchetto, dai. Sinceramente. Ti pare una mossa che si può fare? Il doppio fianchetto. Vai, adesso ti gioco questa subito, vediamo se la vedi. Ah, l'hai vista? E allora ti gioco... Che ti gioco che ho perso qui tutto quello che potevo fare? Ti gioco C5, rimango col pedone isolato. Va bene, dai, giochiamo così. Giochiamo... Ok, qui arriva un po' di pressione. Io sono molto contento di giocare alfiere in E6, che se me lo cambi sono la persona più felice dell'universo. Ok, facciamo... Ho bisogno di alcune manovre. Ho bisogno di alcune manovre. Tipo questa tu catturi così, giusto? Questa no, tu catturi così. Con questa tu catturi così. Facciamo così. Non mi piace questa situazione, eh. Non mi piace proprio per niente. Se ti gioco così... Mamma mia, che brutto, ma si può giocare così? Così ti devo andare a giocare? Però poi tu hai la regina, senti... Allora, so che non andrebbe fatto, ma te la faccio. Questa non andava fatta. Questa non andava fatta, ma va bene così. Ok, difendiamo il pedone da qui, attacchiamo qui. E devo difendere questo pedone, assolutamente. Quindi devo mettere la torre qua. Anche perché la torre qui non serve a nulla. Devo mettere la difesa di questo pedone. Lui cerca già di raddoppiare le torri. Quindi facciamo questo. Ok, dovrebbe reggere al momento, torre per torre. Ah! E se ti gioco... aspetta, qui deve esserci qualcosa. Ah, non c'ho tempo per calcolarla. Se ti tolgo questo, tu vieni qui. Io ti posso giocare questa. E tu rivieni qui. Ah, non c'ho tempo per calcolarla. Non c'ho tempo. Non c'ho tempo per calcolarla. Ma se io faccio quello lì che porta la torre qua, per esempio. Faccio quello antipatico del gruppo che porta la torre là. Tu magari vieni indietro col cavallo, no? Per rompermi le scatole. Benissimo. Giusto? È giusto, no? Il discorso regge, per ora. Benissimo. Ho questa bellissima cosa. Devo solo riuscire a piazzare il cavallo qui. Bene, lui
Ovviamente si è guardato bene dal farlo. H6, su spinta spingo, H6. H6 ci sta, che su spinta spingo. Su spinta spingo e potrei giocare subito, potrei giocare torre C2 in realtà, senza che vi faccio nulla. Torre C2, esatto, la faccio subito, torre C2. Torre C2 la faccio subito. O torre qui. Vediamo se sei coraggioso. Torre qui. Torre C2. Arca vacca. Non te la voglio dare questa torre. Non te la voglio dare. Vai, facciamo così, dai. Facciamo così. Secondo me non gliela devo dare quella torre. Ok. Ok. Se ti attacco da dietro il cavallo... Se ti attacco da dietro il cavallo tu lo difendi così. Quella torre non gliela devo dare. Cavallo qui. Cavallo qui. Povero pedone. Questo povero pedone ha perduto la compagna. Facciamola questa. Ok, cattura. Che due palle, che due palle, che due palle che siete. Sapete solo cambiare i pezzi, sapete solo cambiare i pezzi. Spinta. Cattura, cattura. Cavallo, cavallo qui. Cattura, cattura, donna in ottava. Questo è quello che credo che accadrà. Perché ho fatto una mossa veramente un po' brutta. Quindi cattura, cattura e donna in ottava. Con attacco sul pedone. Forse andrà così o forse no. Lui c'ha 3 minuti, io c'ho 50 secondi. No, raga. Raga, se non metto il turbo, questa è andata. Questa è andata. Devo mettere il turbo, basta chiacchiere. Adesso turbo, turbo. Turbo, 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 mega turbo. Turbo. C'è che ha perso qualcosa qui? Mega turbo, zitti tutti. Devo mettere il turbo. Vai, 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 perdi un pezzo. Mamma mia, quanto sono forte. Abbandonato! Oh, sa poter giocare sul tempo di bestia questo, probabilmente l'avrebbe vinta. Mamma Robin, mamma Robin, mamma Robin. E allora andiamo avanti, andiamo avanti. Ma qui, raga, stiamo giocando da miliardi di anni con una... mamma mia, Robin. Mamma mia, sto Robin, che cosa combina? Questa è pesante, eh. Questa è pesante. Questa è molto pesante. Questa è molto pesante. Va bene. Tu pensi che io abbia paura di ciò? Cioè, tu pensi che io abbia paura di sta cosa qui? Di questa inchiodatura qui che ti gioco torre C8? Cioè, non pensi che io sia così stupido da aver paura di quella inchiodatura lì? Però di questa sì. Va bene, va bene. Va bene, perché ti gioco i 5, meglio ancora in realtà. Meglio ancora. Anzi, ti gioco questa. Cavacca. Va bene, va bene. Si gioca senza... si gioca senza cavalli. Si gioca senza cavalli. Si gioca senza cavalli. Scacco, metti i pedoni su. Partita tosta questa comunque, eh. Sì, l'arrocco ci vuole secondo me. Anche se questo alfiere ora è sospeso. Allora, quasi quasi ti metto questa. Sai perché? Sai perché ti dico questa? Perché
avendo tolto la torre qui, vorrei aprire in qualche modo la colonna F e far sì che questa torre attacchi qui, capito? Questo è quello che mi piace adesso in questa situazione. Quindi andiamo giù di cattiveria. Tanto chi me lo fa fare? Io vado giù di cattiveria, mantengo l'alfiere su questa diagonale, che voglio attaccare F2, che è il suo punto debole. Quindi adesso io spingo qui. Se lui chiude, si chiude anche il suo alfiere, no? Quindi se lui chiude, si chiude anche il suo alfiere. Cambio piani, cambio diagonale. F4 è nell'aria. F4 è nell'aire. Ah, tu vuoi giocare C4 perché su questa perdo l'alfiere. Potresti giocare C4. Potresti giocare C4, Si potrebbe fare, Spero... Oh, se non l'hai vista prima non la vedrai manco a sto giro. Questa, questa è la mia teoria. Se non l'hai vista prima non la vedrai neanche a sto giro. Questa è la mia teoria becera. Teoria becera. Questa... Ok, dimmi che non sto perdendomi qualcosa per strada. Dimmi che non mi sto perdendo niente per strada. Torre qui, bene. Torre qui, meno bene. Torre qui, meno bene. Perché? Perché se io contrattacco così, tu mi arrivi qui, pedone. Io ti arrivo qui, torre. Tu mi prendi la torre e io mi rifaccio col pedone. Non male, non male, non male, non male. Non male, non male, non va a finire male, perché io alla fine metto l'alfiere in D3, Non male questa cosa qui. Se lui cattura qui, non male, non va a finire male, secondo me. Va a finire bene. Per me, credo, Se i calcoli sono giusti, anche se lui poi c'ha... No, non c'ha... Sì, c'ha una maggioranza 2 contro 1, però credo che vada a finire bene. Credo che vada a finire bene. Credo che vada a finire bene. Allora io ti catturo. Ti catturo. Ti catturo e io c'ho scacco qui in realtà, capito? Lui non ha considerato che io c'ho questa che è matto. È matto? Scacco matto! Mi è partito anche il cappuccio! Mamma, il matto di Boden! Giusto, si chiama il matto di Boden questo, ragazzi. Venite nell'Accademia di Matto Scacco dove c'è una sezione intera sui matti. Il matto più bello della mia vita, il matto di Boden! Mamma, che puntata, raga! Ma io quando accendo la telecamera per registrare sto format, ma escono di quelle partite... Ti giuro, la voglio perdere. Questa qui la voglio perdere perché sono talmente carico ed eccitato e felice per tutte le partite che ci siamo visti poc'anzi, che va bene così, raga. Va benissimo così. Dai, alfiere G4, ci ero già rotto le balle. No, alfiere G4 non ha senso, dai. Ma davvero? E vengo con la regina, toda la vita, e sono pronto a giocare ai 4. E mo so cazzi tuoi. Tu vuoi spingere 5. Vuoi spingere 5. Però io se ti spingo qui, tu spingi 5. Sono azzi tuoi. Io ti gioco questa. No, non è buona questa. Sai che la prendo in quel posto? Dove non batte il sole. Torre 8 giochi adesso. L'ho presa un po' in quel posticino. L'ho presa un po' in quel posticino perché guarda cosa c'ho, il pedoncino isolatino. Su questa cavallo ho il pedoncino isolatino, questa la perdo. Questa potrei perderla, questa potrei perderla. Questa potrei perderla. Cavallo F6, donna in H che mantiene il contatto col pedone. Questa Robin puzza di sconfitta questa. Vuole cambiare le donne perché ovviamente chi ha il pedone isolato non dovrebbe cambiare. Se la metto sul bianco mi arriverà un H5. Se la metto qui lui gioca donna B6 ed è un casino. Ed è un casino, un bel casino. Questa la perdo perché andrà a cambiare tutto e io ho la debolezza. Questo è un bel casino. Se gioco alfiere qui arriva F6. Se tolgo la regina
Perdo il pedone secco e basta. Questa la perdo. Questa la perdo. Eh sì, questo è andato. Questo è andato. Mm. Questo è andato. Al momento è andato col pedone. Ok, proviamo a giocarcela comunque fino alla fine, ma purtroppo... Ah no, se c'è il pedone gratis secco. Ecco, come non detto. No, questa penso sia una delle sconfitte più brutte dove non c'è neanche un minimo di controgioco. Forse adesso magari c'è qualche scoperta su questo alfiere. Non lo so. No? Sto giocando veramente senza alcun tipo di pathos perché... Cavallo B6. E tu qui gioca C4 e l'alfiere è murato vivo. Non mi piace questa partita. Non mi piace. Non mi piace neanche un po'. Ok, facciamo comunicare le torri, lui cambierà ovviamente, vantaggio di materiale, quindi il cambio è assolutamente lecito. No, non cambio. E se non cambi però... Ah, lui aspetta che... Scusa, tra l'altro cambiavi ti guadagnavi un pedone. Tra l'altro. Tra l'altro, quindi... se fa così, spingi, ti fa il pedone passato. Così devo giocare. Che situazione, ragazzi, che situazione. Che notte, quella notte avevo fatto a botte con 2 camicie rosse. Vi ricordate questa canzone? Bellissima. Era una canzone, credo, di Gigi Dag. Proviamo a toglierti il cavallo e farti uno scacchino. Ah, che balls. Sei noioso e prevedibile. Sei noioso e prevedibile. Però io ho i due alfieri, eh. Occhio che i due alfieri sono taglienti. Occhio che questa la potrei anche vincere, eh. Perché i due alfieri, soprattutto quello bianco, è un mostro. Fammelo mettere in C4 o in B5 e ti pentirai di aver cambiato tutti i pezzi. Mm, 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 mm. Uh. Sì, sì. Sì, in realtà, cioè, in realtà non c'è nulla, fa solo più paura a vederlo che altro. Ok, cavallo qui probabilmente. Sì, fa solo più paura a vederlo, nulla di che. Va bene, e va bene così. Tararirarari, 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 tararirararara. Sono in Zuzwang, raga, sono palesemente in Zuzwang. Zuzwang. Questo posto serve per l'alfiere e ce lo mettiamo. A meno che non devo giocare alfiere per scacco. Forse sì. Forse sì, forse sai che la mossa migliore è andare a finire in questo finale di di alfieri contrari. Forse questa è patta. Forse se me la gioco bene, se me la gioco bene, solo se me la gioco bene, forse questa è patta, però me la devo giocare bene. A6b5. Fammela giocare bene che questa potrebbe essere patta, perché alfieri contrari, questa potrebbe essere patta. Tranquillamente patta. Ho messo tutti i pedoni su colore contrario. Tu sei pronto per giocare B5. Cattura. Tempo sul pedone. L'alfiere lo centralizzo. Potrebbe finire patta, Poco tempo, ma gli estremi per una patta ci sono. Cioè tu davvero mi stai lasciando fare questa? Che cosa hai visto che non sto vedendo? Cioè tu hai visto che vai a promozione? Non so che cosa tu hai visto. Non so cosa tu abbia visto. Bene, qualsiasi cosa tu abbia visto. Questa. Proviamo a scappare. Proviamo a scappare a creargli qualche problema.
Lui deve fare il giro così, quindi un giro molto lungo col suo re. Proviamo a scappare. A scappare non si riesce, però. Ma forse semplicemente dovevo temporeggiare. Ecco, forse questa è stata la mia solita cappellata di cercare di vincere la partita e poi alla fine la perdi. Ah, ragazzi, ragazzi, quanto è dura la vita. Niente, dai, non proviamo a scappare, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di provare a scappare. Va bene, dai. Questa è patta, dai. Adesso metto il re davanti al pedone. Lo blocco definitivamente. Facciamo così. Questa però, scusa, se io ora spingo, questo va a promozione, perché questo non fa in tempo, no? A meno che... Ah, ok. Ok, va che si va alla patta. Patta! Wow, wow, Robin, e sulla patta si continua a giocare, ragazzi, sulla patta si continua a giocare, ricordatevelo, ricordatevelo. Mamma mia, che scalata questo. Nizzo indiana, difesa Nizzo indiana, attenzione, attenzione che diventa una Nizzo. Che cosa si è trasformata in una sorta di sicula? Una sorta di difesa sicula? Perché se ora spingo tu giochi a 5? Sono curioso di vedere se mi giochi a 5. Io gioco cavallo G8, cavallo S. Raga, in che cosa si è trasformata sta roba qui? Vorrei un parere dai più esperti. In che apertura si è trasformata sta roba qui? Se vado lì è un disastro. Che apertura è? Se gioco così? Cattura, cattura. Proviamo? Proviamo a fare i fenomeni. Che apertura è diventata, raga? Non lo so, però è divertente. È molto divertente. Sì, dai, questa, questa, questa. Questa, regina. Regina! E tu immagini la mia regina. Andiamo a promozione tutte e due, vi prego, tutte e due a promozione. E uno. Ah no? Ah no? Ti sei cacato sotto? Ma no, dai. Era bellissimo due regine. Sai che adesso quasi quasi sto meglio io? Ma sai che quasi quasi sto meglio io? Alfiere di 6. Attacco qua. A parte che adesso c'è l'attacco qui veramente, quindi devi giocare D3. D4 non la puoi giocare. Scacco. E sul alfiere di 2, donna per D4. O forse c'ho questa. Tu mi catturi qui. Vabbè, questa è troppo fantasiosa, però donna per D4 c'è. Mamma mia, raga, Robin, cioè stasera Robin è fuori di testa. Oh mio Dio! Oh mio Dio, che mossa ha fatto! Io roccherei prima che possa accadere qualsiasi cosa. Mamma mia, che partitone, raga. Partitone del secolo. Io non vedo l'ora di mettere il cavallo qua. Però, se sai cosa ti dico? Che questo cavallo se ne va a farsi benedire. Non lo voglio il cavallo qui. Quindi se mi giochi H3 te lo catturo subito. Te lo catturo subito al volo proprio. No, no, non li voglio i cavalli in questa partita. Non li voglio, non li voglio e non li voglio. Doppio attacco qui sopra, attenzione che la torre non comunica. La torre non comunica. Ripetiamo tutti insieme un'altra volta. La torre non comunica. L'alfiere non comunica. Quindi noi possiamo, a parte che ci possiamo prendere questo, ma forse questo attacco è migliore ancora. Questo attacco è migliore ancora perché c'è scacco. Se lui spinge, è vero che mi attacca il cavallo, ma catturo qui con scacco. Quindi questa in realtà è buona per me. Dovrebbe giocare questa e su questa si consolida con G3. Ho fatto un po' una cappellata. Ho fatto un po' una cappellata perché se invece gioco così, lui può alzare
lui può alzare G3. Se gioco C5, se tu spingi perdi qui. Far C5 funziona, C5 dovrebbe funzionare uguale. Perché ora giochi G3, no? Per consolidarti, questo è scontato. Non lo giochi e ti gioco C5, tu catturi. Bella, raga. Se lui cattura, c'ho torre di 2 scacco e perde l'alfiere. Bellissima. Ma che non la vede. Torre di 2 scacco, bellissima. Torre di 2 scacco, però attenzione, non funziona perché lui gioca regina per torre. Io gioco alfiere per... non funziona in realtà. Quindi su questa cambio piani, non posso fare torre di 2, non funziona. Non funziona. Non funziona. Questa... E mi sto un po' andando a fregare, eh. Adesso c'ha pedone per. Pedone per è gratuita proprio. Però adesso c'ho veramente... No, a torre di 2 non ce l'ho mai in realtà. Spero che lui non la vede, ma io torre di 2 non ce l'ho. Torre di 2 non ce l'ho come mossa io, perché lui mi mangia la torre, mi mangia la regina. Però attenzione, io c'ho donna per alfiere. Ok, ok. Facciamola. Ok, ha fatto una sorta di arrocco manuale. Adesso toglierei subito la regina da questo scempio. Metto la torre qui. No, la torre deve rimanere qui. Allora, mettiamo la regina su casa... Mettiamo la regina su casa Chiara. Se ora lui proverà a attaccarmi questo pedone, non so, adesso proverà a attaccarmelo più volte, alfiere in B6, perché questa è la diagonale migliore per questo alfiere. Quindi aspetto solo che me lo attacchi un'altra volta. Intanto regina su casa bianca, controlla diagonali bianche, controlla avanzate, questo è importantissimo. E guardate che diagonale bellissima si è liberata. Pedone passato, raga, quando avete un pedone passato dovete sempre spingerlo. Questo è... Intanto uno scacchino secondo me, anche se questo difende qui. Uno scacchino va dato, dai. Questo te lo posso fare? No, dai, non te lo posso fare. E mo come si continua questa partita? Non chiedetemelo a me. Non chiedetemelo a me. Non chiedetemi come si continua questa partita. Così si dovrebbe continuare in teoria. In teoria. In pratica non ne ho idea. Però intanto spingiamo. Spingiamo e siamo pronti per... per torre. Così raddoppio le torri. Giusto. Ok, donna C2 per inchiodarmi così. Io intanto raddoppio le torri, intanto. Qualsiasi cosa accada. Ok, va bene. Questo è... ci sta. Adesso dovrei avere, se la memoria non mi inganna, dovrei avere questa o questa. Una delle due è buona. Questa forse, perché torre... Perché hai messo la regina qui? Perché vuoi attaccare qui. Se io gioco questa, io ti gioco questa. Io ti gioco così, tu mi fai alfiere, io ti prendo la torre, tu prendi la torre e vado a promozione. Questa dovrebbe essere buona. Ok, allora lui mi fa matto in 3 in realtà, quindi o la vinco o la vinco. 1, 2, 3. Dovrebbe funzionare, dovrebbe funzionare, dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Ok, sei obbligato a prendermi e prendi anche il matto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, lo sto per dire. Va che Robin se la porta a casa, eh? Va che Robin se la porta a casa. Mio Dio, penso che sia la serie più lunga di vittorie mai fatte. Mio Dio, cosa si porta a casa? Raga, non c'ho più voglia di giocare. Posso dirvelo in tutta onestà. Che cosa si inventa ora? Questa si deve inventare. Questa qui. No, non se la può inventare che c'è l'alfiere. Mamma mia, mi sento un GM.
Mi sento un GM, c'ho il cuore a 1000. Madonna. Madonna Robin. Se gioca questa... Non può giocarla che c'ho l'alfiere. Non può andare sul nero. Con niente. Farà scorrere il tempo. Allora, io lo so che voi avete voglia di incrementare, voi dico i miei avversari, avete voglia di incrementare. Questa, e però perdi comunque, perché c'è questa. Arriva il matto uguale. Matto uguale. Ragazzi, allora facciamo così, che vado contro le regole, questa la stoppo. La stoppo perché, uno, sono stanco, e due, perché ho paura che salti la corrente, perché ultimamente sta saltando la corrente in questa casa, quindi salvo prima che perdo tutto. Vi saluto velocemente, vi ricordo il corso sulla Nizzo Indiana che è in sconto al 50% ancora per 4 giorni. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!